Un piano costruito passo dopo passo. È questa la convinzione dei carabinieri, per i quali Adriano Cappellari non avrebbe improvvisato nulla. L'obiettivo, ipotizza la procura, era conquistare notorietà nazionale, trasformandosi da cronista locale a giornalista simbolo della lotta alla criminalità, fino ad aprirsi una strada in politica. Come dice lo psicologo e giornalista Lino Cavedon, Sicuramente in questo giovane poco più che ventenne ci sono tratti di personalità che sono emersi con prepotenza in questo caso perché è risultato manipolatore, cioè ha alterato fatti per influenzare gli altri a proprio vantaggio. per rendere credibile il racconto, Cappellari ha coinvolto nomi di grande richiamo. Prima le lettere indirizzate a Don Maurizio Patriciello, il sacerdote anticamorra di Caivano. Poi il coinvolgimento della Premier Giorgia Meloni per amplificare il caso sul piano mediatico-istituzionale. Anche l'intelligenza artificiale avrebbe avuto un ruolo nella pianificazione. Sarebbe stata utilizzata per predisporre testi, un impiego che i carabinieri di Bassano ritengono parte integrante della strategia, insieme alla preparazione materiale del presunto attentato. Ci sono poi gli accertamenti tecnici. Sul computer sequestrato sono state trovate le tracce della stesura delle lettere, la carta prepagata utilizzata per acquistare il materiale impiegato nella messa in scena dell'incendio, l'analisi biometrica supportata dall'intelligenza artificiale, ritenuta compatibile con Cappellari, e infine le immagini delle telecamere, dalle quali non risulterebbe alcun estraneo arrivare o allontanarsi dall'abitazione nel momento dell'attentato, o presunto tale. Cappellari ai carabinieri qualche ammissione l'ha già fatta. Sarà interrogato nei prossimi giorni alla presenza del suo legale Roberto Rigoni Stern, dalla PM Alessia Grenna. Non ha compreso il ruolo del giornalista che riferisce fatti e non finzioni, che deve attenersi ad una precisa deontologia.